Fischer, un nome che risuona nell'Olimpo degli scacchi, come uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi. È stato un genio assoluto delle 64 caselle. Nato il 9 marzo 1943 a Chicago, Robert James Fischer ha lasciato un'impronta indelebile nella storia degli scacchi, con la sua straordinaria abilità tattica e la sua personalità sfaccettata. L'infanzia prodigiosa. La sua storia inizia con una premessa di genialità. Imparò gli scacchi all'età di 6 anni e già a 13 sbaragliò i maestri più esperti degli Stati Uniti. La sua rapida ascesa nell'Olimpo degli scacchi non conosceva rivali. A soli 14 anni Bobby Fischer divenne il più giovane campione degli Stati Uniti, dimostrando un talento innato che avrebbe presto incantato il mondo intero. La scacchiera come battaglia personale. Fischer considerava ogni partita degli scacchi come una battaglia personale. La sua determinazione e la sua sete di vittoria erano evidenti in ogni mossa e la sua strategia era spesso imprevedibile. Era noto per odiare le patte, o si vince o si perde nella vita. La celebre partita del 1972 contro il campione del mondo sovietico Boris Spassky è rimasta nella memoria collettiva come un esempio perfetto di questa sua filosofia di gioco. La rottura con la FIDE. Nonostante il suo straordinario talento, Fischer non fu immune da controversie. Dopo aver conquistato il titolo mondiale nel 1972, rifiutò di difenderlo nel 1975 a causa di divergenze con la FIDE, che è la Federazione Internazionale degli Scacchi. Fischer mise in atto una sorta di sciopero durato 20 anni, abbandonando la scacchiera ufficiale fino al 1992, quando sfidò nuovamente Spassky per una rivincita storica in Jugoslavia. L'arte dell'antisemitismo? Nonostante il suo successo in campo scacchistico, la vita di Fischer è stata segnata da controversie personali. Nel 1984, durante un'intervista in radio, Fischer espose opinioni antisemite, scatenando un'ondata di critiche e facendo emergere un lato oscuro della sua personalità. Questo episodio contribuì ad isolare ulteriormente il grande campione. Vita errante e problemi legali. La vita di Fischer è stata segnata da continui problemi legali e dispute con autorità internazionali. Dopo aver vissuto in varie parti del mondo, inclusi l'Ungheria e le Filippine, Fischer fu arrestato nel 2004 in Giappone per detenzione di un passaporto falso. Questo evento portò a una lunga battaglia legale che vide Fischer chiedere asilo all'Islanda, paese che alla fine accettò di ospitare il leggendario giocatore. La fine di un genio. Bobby Fischer trascorse gli ultimi anni della sua vita in Islanda, dove morì il 17 gennaio del 2008. La sua scomparsa lasciò un vuoto nel mondo degli scacchi che difficilmente potrà essere colmato. La sua genialità rimarrà per sempre impressa nelle partite che ha giocato e nell'eredità che ha lasciato dietro di sé. In conclusione, la storia di Bobby Fischer è un mix affascinante di trionfi e controversie. Il suo contributo al mondo scacchistico è immortale, mentre la sua vita personale ci ricorda che anche i geni sono spesso accompagnati da sfide e contraddizioni. La sua eredità, sia sugli scacchi che sulla cultura popolare, sarà un faro per le generazioni future, ispirando aspiranti campioni a cercare la grandezza attraverso la passione e la dedizione.